Ciao amici, in questo video vi facciamo i nostri più grandi auguri di buone feste e per farlo è venuta perfetta questa occasione in cui siamo qui a Venezia, proprio mentre è tutta bella scintillante di addobbi natalizi. Vi ringraziamo che quest'anno ci avete seguito in tantissimi, è stato un anno veramente intenso, pieno di 1000 avventure, a noi è volato velocissimo. Già. Ora ci troviamo qui a Venezia, siamo ritornati qui, che noi amiamo questa città e se non l'avete mai vista durante le feste natalizie, eccola qua. Diciamo che sì, siamo stati spessissimo, ogni volta ci fermiamo a fare foto. Infatti questo è un quadretto, guardate che bello. Ciao. Andiamo a perderci un'altra volta? È la nostra specialità a Venezia. È tutto colorato là. Gli amici di Amen. Vale, Davide, guardate. Guarda, siamo soli. Eh sì. Abbiamo seminato tutti. L'arredamento è più bello di quello che vendono. Sì. Altro che borsette. Le vetrine sono bellissime. E ci sono dei vetri di Murano che sono una cosa spaziale. Belli così li ho visti solo nel museo. Complimenti, stupendo. Grazie. Guardate che ruffiante ti sei. Sei un ruffiante. Ma che ti portano in gondola qua? Vai in gondola, Tango? Vai in gondola? Oh. Basta, Tango ha conquistato tutti a Venezia. Eccoci tornati in San Marco. Bellissima, Piazza San Marco. E la piazzetta più bella ce l'abbiamo proprio vicino a casa. Guarda che belle luci! Come va? Bene, grazie. Voi come state? Tutto bene? Ne prendo due adesso, dopo ne prendo due da portarmi anche a casa. Buoni, vero? Madonna, quando cicchetti buonissimi! E via di spritz alla grande, direi. E di nuovo tanti auguri. Happy happy. Mortadella e crema di radicchio. Questo è verdure e carciofi, questo è con il baccalà, questo è con il salame e i funghi e questo è un altro con le verdure e carciofi. Siamo qui per realizzare delle immagini a questo bellissimo appartamento. Passeggiando lo scorso anno, perché eravamo proprio nell'appartamento accanto, abbiamo detto mamma, che bello quell'appartamento, deve essere una figata starci qualche giorno perché ha una terrazza magnifica sul canale. Beh, il caso ha voluto che adesso, a distanza di qualche mese, fossimo qua per fotografare e fare un po' di video. Adesso lanciamo l'Appa Tour che abbiamo girato oggi. Esatto. Abbiamo appena finito di fare le foto agli interni e questo è il momento ideale per fare un Appa Tour. Siamo in un fantastico palazzo storico. Qui c'è il pezzo forte, la cucina con una terrazza che dà sul canale che è un bijou. Però adesso noi iniziamo dalla zona notte. Allora, qui c'è una cameretta splendida, piccolina. Wow, bella Tanto bella, è molto molto luminosa. Poi guardate i dettagli, questo appartamento è veramente curato in ogni minima parte. Qui abbiamo la camera padronale. Qui stiamo io e Andri ed è una meraviglia. Anche qui guardate i drappeggi, cioè è veramente fantastica. E abbiamo due bagnetti, quindi uno per ciascuno. Eccolo qua, uno con la doccia. E anche qui Ciao! abbiamo vasca e doccia. Che bel colore acquamarino, Sì.
Bello. Questo è Tango! Tanghito. Io sono innamorata di questa zona perché noi ci siamo già stati. Questo appartamento è vicino a un altro dove abbiamo fatto un vlog. Quindi siamo proprio attaccati, ormai siamo di casa. Qui abbiamo il soggiorno. Che abbiamo già visto. Guarda che meraviglia! Accanto qua c'è una stanzina tipo, non lo so cosa può essere, per gli ospiti, è molto piccola. E Da ammirare il lampadario sì, per adesso orientale. questo è un pezzo pazzesco. Ma la roba da urlo è questa cucina. Guardate come fare la colazione qua davanti e vedere la gente che passa, il canale, è una meraviglia, con una terrazza che è speciale. Questo è veramente il pezzo forte. Questa ragazzi è veramente tanta roba, cioè sul canale guardate che salottino splendido. Una Ci meraviglia. bene le poltrone, vero? Oh, si sta comodissimi, il tavolo, cioè io sono innamorata. Chi va più via? Qua le gondole vanno e vengono. C'è un gondolaggio qua davanti. C'è un gondolaggio incredibile, hai visto quante gondole Siamo a oggi? dicembre. Siamo a Fa freddo. dicembre e c'è una gondola dietro l'altra. E però si sta... E Venezia è bella anche a dicembre. Madonna. Venezia è bella sempre. Dall'appartamento siamo comodissimi a raggiungere tutti i terminal e oggi destinazione Burano. Andri, che meraviglia. Che colori Sono accese. Sei vicino a Calle Caletta. Adesso entriamo nella Calle Caletta che è quella più piccola, la stradina più piccola E di più Milano. stretta. Ah, sì. Certo che vedere tutti questi colori di meraviglia. Mi piacciono quelli azzurri intensi e poi i viola e i gialli. Molto grande. Oltre che per le splendide casette colorate, Burano è famosissima per i suoi merletti. Direi che sono L'hai molto viste le belli. vetrine? Ma ce ne sono tantissime. Sì. Sai che i merletti di Burano sono stati anche candidati per essere patrimonio immateriale dell'UNESCO. Pensa. Sì. Ma infatti ce ne sono così tanti che immaginavo ci fosse un legame speciale. Infatti parlano di legame profondo e atavico quasi con il mare. Sì, c'è una leggenda che dice che il primo merletto fu regalato dalla regina delle sirene ad un ragazzo che era fedelissimo alla sua futura sposa. Sono stati furbi, così a ogni matrimonio si regalano i merletti. L'hanno studiata giusta. Proprio bene. Guarda che coccolo questo alberello di Natale con questa piazzetta. Scusa, mi spiace dirtelo, ma tra 10 minuti abbiamo il traghetto e dobbiamo tornare a Venezia. Cavolo, peccato perché qua è tanto bello. È stata bellissima Sì. Burano, veniteci se potete, se siete a Venezia dedicategli un giorno perché merita tantissimo, è bella. Tra l'altro c'è il traghetto che parte da Venezia ogni ora e ci impiega tipo un'oretta per arrivare qui.
Ora raga, fino anno nuovo, barba lunga. Come vado con la barba lunga? A me piace. A lei piace, per cui siamo a posto. Per gli auguri serve l'abbigliamento giusto. Oplala. Felicine a mo' di... Cos'è? Babbo Natale Montanarino? Sì. Grazie Lucia che ci hai dato questo bel cappellino per fare gli auguri. È proprio bello, guarda. E dal grande albero in piazza San Marco noi vi salutiamo e soprattutto vi facciamo tantissimi auguri di buon Natale. Passate delle belle feste e caricatevi di bellissima energia per l'anno nuovo. Grazie e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, un abbraccio!